TG, una buona giornata, una buona domenica a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Tanta la carne al fuoco oggi, a cominciare proprio dalla firma di questa mattina del DPCM, ma adesso io direi di andare subito a Mestre, dove abbiamo collegato il nostro Filippo Fois, perché oggi è stata una giornata un po' particolare per Mestre. Bomba Day, tra l'altro si tratta del secondo che si è tenuto nel veneziano nel giro di pochissimo tempo. Allora Filippo, tu hai vissuto queste ore, raccontaci un po' com'è andata, che è successo in queste ore proprio a Mestre. Buongiorno Vanessa, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, siamo a Mestre, siamo per l'esattezza in via Torino. Questa è una via che da diversi anni oramai sta attraversando una grossa riqualificazione. Tra queste operazioni di riqualificazione c'è anche la costruzione, la vedete alle mie spalle, questo stabile dai colori scuri, di un campus universitario di Ca' Foscari. Sono diversi stabili, ebbene proprio qui invece alla mia sinistra, dove ne dovrà sorgere un altro, è stata ritrovata la bomba che verrà fatta brillare nel mare Adriatico questo pomeriggio alle 5. Come tu ricordavi giustamente, questo non è il primo Bomba Day nel comune di Venezia, ce n'è stato un altro a febbraio. Probabilmente si trattava dello stesso bombardamento. Abbiamo parlato anche con i militari che hanno effettuato le operazioni. Sicuramente si è trattato di un gruppo di bombe, sono tutte uguali, le due che sono state ritrovate, sganciate da aerei che sono arrivati dal mare, hanno bombardato Porto Marghera, che si trova in quella direzione, dopodiché hanno proseguito per di qua verso la linea ferroviaria per colpire anche la ferrovia. Due bombe sono rimaste inesplose, che sono le due che sono state ritrovate quest'anno, anche se poi secondo i militari non è escluso che forse una terza e una quarta siano chissà dove ancora lì, insomma. Ecco, la giornata qui è iniziata prestissimo, naturalmente, è iniziata alle 6 con lo sfollamento di tutte le persone residenti nell'arco di 480 metri dal ritrovamento della bomba. Si tratta proprio di un'area molto piccola, perché tra poco lo sentiremo anche dai militari, perché è stato approvato un nuovo metodo che permette di evacuare un'area minore, di attutire l'eventuale deprecabile scoppio della bomba. Alle 6 sono state evacuate queste 400 persone, sono poche anche perché siamo in un'area di uffici, e verso le 9 sono iniziate le operazioni, che si sono concluse molto presto. Qui attorno alle 10 e mezza sostanzialmente la bomba, dopo 80 anni passati qui alle mie spalle, ha preso quella direzione per essere portata, essere affidata alla Marina Militare e da lì arrivare al mare Adriatico, dove verrà fatta brillare. Però io direi che ci possiamo far raccontare quello che è accaduto una delle persone che ha diretto le operazioni, che è il colonnello Gianluca Dello Monaco, comandante dell'8° Reggimento Guastatori. Che bomba era quella che avete appena rimosso? È una bomba da 500 libre statunitense del secondo conflitto mondiale, è esattamente identica a quella che è stata rimossa e bonificata nella precedente occasione di quest'anno, quindi nel mese di febbraio. Che potenza distruttrice ha questa bomba? Allora guardi, laddove l'ordigno dovesse esplodere su un campo aperto, sul terreno normalmente, tenga presente che produrrebbe un cratere di 9 metri di raggio. Senta, rispetto a gennaio, anzi alla bomba che era stata, diciamo l'area è stata più circoscritta, quella di sfollamento, per quale motivo? Allora, la ragione è stata la possibilità di poter ricorrere ad una struttura, che è quella che vede alle sue spalle, che è stata progettata appositamente da personale del Centro di Eccellenza Cantoredì di Roma e che è stata validata per ridurre, nel caso di queste condizioni che abbiamo trovato su questo sito, il raggio di sgombero a circa 450 metri. È la prima volta che viene utilizzata, in Italia perlomeno? È la prima volta che viene utilizzata dal punto di vista operativo. Finora era stata utilizzata soltanto ed esclusivamente per la sperimentazione e per le prove tecniche del caso. Adesso cosa succede? Adesso, una volta completato il caricamento su questo ordigno, si muoverà il convoglio terrestre che porterà lo stesso fino al sito di messa in acqua. Lì i miei uomini posizioneranno l'ordigno in acqua e lo consegneranno di fatto ai colleghi della Marina Militare per la successiva fase navale.
Le chiedo una cosa così, per la sua opinione: è pensabile che ci siano altre bombe gemelle in giro qui? Temo di sì, non fosse altro per il fatto di aver rinvenuto una bomba esattamente identica qui nei paraggi, a circa 1200 metri da questo sito, e anche per la tipologia di deformazioni che avevano entrambi gli ordigni. Verosimilmente l'aereo o gli aerei che le hanno trasportate volavano ad una quota troppo bassa e avranno avuto dei problemi durante la fase di sgancio. Dunque, avete sentito, potrebbero esserci altre bombe in quest'area. Comunque, ritornando alla cronaca di oggi, le operazioni si sono svolte secondo copioni, anzi addirittura in anticipo, così come quelle di sfollamento dell'area. Per le persone residenti qui era stato organizzato un punto d'accoglienza in una parrocchia di Viale San Marco, la parrocchia di San Giuseppe. Ebbene, solamente 7-8 persone si sono presentate al patronato. Noi abbiamo parlato in mattinata anche con il parroco Don Natalino Bonazzi, il quale a sua volta era stato uno sfollato per la bomba precedente, perché l'area, come si diceva, era più ampia e in quel caso le persone erano state trasferite al Palasport. E in questo caso bastava la parrocchia, ma ci sono arrivati in pochi, probabilmente anche per il fatto che hanno preferito, vista la bella giornata, forse fare un viaggio oppure andare a visitare qualche parente. Io però adesso vi farei sentire anche che cosa è accaduto alla bomba, che in questo momento è ancora in viaggio verso l'Adriatico, e lo sentiamo dal capitano di fregata Giovanni Modugno. E adesso cosa succede alla bomba? Adesso ci sarà di fatto l'endove, il passaggio di consegna dell'ordigno tra i colleghi artificieri dell'esercito e i palombari artificieri della Marina Militare distaccati presso il nucleo SDA di Ancona. Dove verrà fatta brillare? L'ordigno sarà fatto brillare, quindi neutralizzato al largo di Venezia in un punto di sicurezza individuato dall'autorità portuale. Qual è il momento più difficile nelle operazioni che vi apprestate a fare? Allora, ci sono due momenti più particolari. Il primo è stato quello del despolettamento effettuato a terra. Il secondo momento molto particolare da un punto di vista esplosivistico è quando faremo il controcaricamento, perché lo faremo in una condizione di immersione. Quindi i nostri palombari della Marina faranno il collegamento del circuito di fuoco in acqua. Ci sarà un controllo di sicurezza, normalmente utilizziamo sistemi di tipo elettrico in acqua salata, e dopo che c'è questo controllo poi diamo l'ok per effettuare il brillamento e quindi si conclude la fase finale della neutralizzazione della bomba. Quindi, se ho capito bene, spiegandolo proprio in soldoni, 2 sommozzatori posizioneranno delle cariche di esplosivo, poi si allontaneranno e tramite un telecomando, un radiocomando verrà attivata la carica. Esatto, l'attivazione viene fatta a distanza appunto per preservare comunque l'incolumità dei palombari della Marina, però la fase di innesco ovviamente deve essere fatta, purtroppo non può essere fatta a distanza, deve essere fatta a mano dagli operatori in immersione. Le chiedo un'ultima cosa: la potenza dell'esplosione e poi come sarà in mare? Allora, la potenza viene calcolata poiché naturalmente abbiamo una situazione comunque di basso fondale in Alto Adriatico, quindi faremo comunque detonare la bomba ad una quota di circa 10 metri, e quindi sono stati fatti dei calcoli appunto per mitigare al massimo l'impatto nei confronti della fauna e della flora. Ecco, oltre all'esercito, in questa giornata sono state impegnate decine di agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale, carabinieri e anche decine di volontari della Protezione Civile. Come detto, si è svolto tutto secondo come era previsto. Per il Comune era presente il vice sindaco, nonché assessore alla Protezione Civile Andrea Tomaello, e poco dopo ha fatto visita al cantiere dove era appena stata portata via la bomba anche il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto. Secondo Bomba Day in un anno, le operazioni sono andate molto bene, sono concluse anche in anticipo sui tempi. Sì, voi vedete, insomma, abbiamo dei militari molto esperti, ormai sono nostri amici da tempo. Abbiamo sempre a che fare con loro, l'anno scorso, quest'anno, speriamo che l'anno prossimo non ci siano altri Bomba Day, perché questo comporta dei sacrifici anche per la circolazione, per la popolazione, per i cittadini che devono muoversi. Comunque è stato fatto tutto molto bene, credo, e, insomma, ormai siamo all'epilogo anche di questa giornata. Il despolettamento è avvenuto, adesso faranno brillare le 2 spolette e poi ci sarà il trasporto
di questa bomba in mare, dove la faranno esplodere. Verso le 5 del pomeriggio dovrebbe chiudersi tutto quanto, però il traffico già può cominciare a riprendere tra poco. È un po' curioso notare come durante il primo Bomba Day, che era stato a febbraio, poco dopo era scoppiato il coronavirus e si era andati verso il lockdown. Anche oggi, col secondo Bomba Day è uscito il nuovo DPCM, per cui si va verso nuove limitazioni. Vanessa. Al proposito, Filippo, tu parli appunto, è stato firmato nella notte il nuovo DPCM, entrerà in vigore domani, il 26 ottobre, resterà attivo fino al 24 novembre, almeno finché se non ci saranno poi cambiamenti. Ma al proposito, il prefetto Vittorio Zappalorto ha parlato proprio, ha toccato proprio la questione del nuovo DPCM, portandolo però in regione, perché ha fatto un intervento importante, vero Filippo? Se si puoi riassumere tu che cosa ci ha detto il prefetto Zappalorto in merito? Sì. Sai, qua c'è chiaramente anche la preoccupazione che di fronte a chiusure si possano verificare degli eventi come quelli che sono capitati, non dico come quelli di Napoli o le proteste di Palermo, però insomma che il malcontento da parte di alcune categorie commerciali è molto forte. Ecco, da questo punto di vista il prefetto ha detto che non si aspetta nessuna azione di carattere violento come è avvenuto in quelle regioni, e soprattutto ha anche aggiunto che il Veneto si è dimostrata una regione in grado di fronteggiare in maniera brillante il coronavirus, e che forse certi provvedimenti di chiusura dovrebbero essere assunti regione per regione, non dei provvedimenti nazionali, ma tenendo conto delle particolari situazioni che vive ogni componente della nostra nazione. Certo, bene. Allora io ringrazio il nostro Filippo Fois da Mestre, che ci ha un po' dato la cronaca di questa giornata, di questa mattinata intensa, che ricordiamo poi continuerà nel pomeriggio, quando la bomba sarà fatta brillare in mare alle 5:30 del pomeriggio. Quindi grazie a Filippo Fois. Noi ci fermiamo per qualche istante, poi vedremo passo passo anche proprio il decreto che è stato firmato nella notte dal del Premier Conte, che sarà attivo da domani. Qualche minuto di pausa. Rieccoci nuovamente in diretta. Prima di dare uno sguardo nello specifico al DPCM che è stato firmato nella notte del Premier Conte, diamo la parola invece al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, perché appunto ha dichiarato a lui stesso la necessità di seguire determinate precise regole, una su tutte quella di indossare sempre la mascherina, però dice il Veneto non ha bisogno assolutamente di essere bloccato, perché ne risentirebbe tutta la nostra economia, ne risentirebbero migliaia, milioni di famiglie. Sentiamo il governatore Zaia. Abbiamo ben chiara l'istanza dei cittadini, ma abbiamo anche ben chiara la missione che ci spetta, che non è facile, che è quella di fare in modo di garantire la salute ai cittadini. E il punto di equilibrio è ovviamente rappresentato dalla sostenibilità, perché non si può morire di virus per tenere tutto aperto, ma non si può morire di fame per non avere il virus. Non un lockdown, non un'ordinanza su fronti che riguardano il lavoro o le aziende, ma provvedimenti sostenibili e praticabili sul fronte della sanità pubblica. Col numero di positivi in continua crescita è questo il difficile compito d'equilibrio che si trova oggi ad affrontare qualsiasi azione a contrasto del coronavirus. Nelle ore che precedono il nuovo DPCM, il Veneto appronta la propria ordinanza con ben chiari i contorni attorno ai quali si gioca la partita. I nostri ospedali hanno 7.500 posti letto, hanno un totale di, in questo momento, 1 migliaio di terapie intensive. Se non fermiamo questa emorragia tra i sani e i malati che finiscono in ospedale, noi possiamo dire con certezza che dovremmo cominciare a chiudere servizi ospedalieri ordinari, dovremmo chiudere ospedali per dedicarli totalmente ai pazienti Covid. Oggi il Veneto registra più positivi, ma al momento con meno casi gravi che nei periodi critici di questa primavera, per 2 motivi. L'aumento esponenziale dei tamponi, che si sono decuplicati, permette di rintracciare più casi. L'abbassamento dell'età media del contagio provoca meno danni. Ciò non significa però che non ci si trovi di fronte ad una situazione molto seria e potenzialmente molto grave. Il contesto è un contesto di
allerta di semaforo giallo anche per il Veneto, non c'è da fare i salti di gioia. Mi arrivano ancora dei filmati di gente che fa festa, salta, balla, magari non si ammalerà mai, ma sicuramente rischiano di diventare dei super diffusori. Cioè, vorrei ricordare questo. Ma arrivano a casa, infettano la mamma, il papà, il nonno, la nonna, o il fratellino immunodepresso, o il parente oncologico. Questo è quello che accade. Noi lo vediamo in ospedale e poi cosa accade. Sì, infatti è questo il timore maggiore, perché c'è attenzione in tanti versanti proprio per cercare di contenere al massimo ogni contagio, e poi succede che appunto magari non c'è più di tanta attenzione, ma sono soprattutto i più giovani che magari non prestano più di tanta attenzione, si trovano, e il pericolo è quello che poi si porta a casa nei confronti, come diceva il presidente Zaia, di nonni, di genitori, di persone anziane, di persone semplicemente che hanno problemi che sono immunodepresse e quindi sono terribilmente a rischio per quanto riguarda il contagio. Quindi massima attenzione sempre. Purtroppo questo è un appello accorato che viene lanciato e che cerchiamo di lanciare anche noi. Non si chiede assolutamente di toglierci la libertà, nessuno ha mai parlato di limitare la nostra libertà o di toglierci la libertà. Si tratta semplicemente di rispettare, di portare grandissimo rispetto per se stessi e per il prossimo, perché sappiamo sono tantissimi, abbiamo visto con l'aumento dei tamponi gli asintomatici, però purtroppo ci sono persone anche che hanno problemi gravi di salute, di conseguenza sono loro che sono le principali persone a rischio. Tutela massima per se stessi e per il prossimo. Allora, al proposito, io vedrei assieme a voi proprio il nuovo decreto che è stato firmato, dicevo, nella notte dal Premier Conte, e sarà attivo da domani 26 ottobre, resterà in vigore a meno che non ci siano dei contrordini fino al 24 di novembre prossimo. E allora cosa dice il nuovo DPCM? Vabbè, assolutamente verranno, oltre all'obbligo della mascherina, le distanze di sicurezza che si sta vedendo sempre in maniera assoluta, fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze primarie di lavoro, salute e quant'altro. Poi saranno sospese tutte le attività all'interno dei parchi, ville e giardini pubblici. Bisognerà assolutamente rispettare il divieto di assembramento, ovviamente come sempre mascherine e quant'altro. Si potranno svolgere attività sportive, attività motorie all'aperto anche presso aree attrezzate, parchi pubblici, però sempre rispettando in maniera assoluta la distanza di sicurezza, l'obbligo di mascherina e quant'altro. Sono sospesi eventi, competizioni sportive di sport individuali e di squadra, consentiti soltanto gli eventi e le gare che sono riconosciute l'interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici, che sono riconosciute dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle rispettive federazioni sportive nazionali. Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali e quant'altro. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma definita statica, a condizione che si legge nel corso di esse, vediamo che adesso ve lo mostro, ecco qua, a meno che nel corso di esse siano osservate le distanze sociali prescritte e altre misure di contenimento. Quindi si possono fare tot manifestazioni pubbliche, però in forma statica, quindi devono restare tutti fermi, non ci sono forme itineranti come magari si svolgeva un tempo, e ovviamente distanza di sicurezza e quant'altro. Sospese le attività, questa è una cosa nuova, perché fino a poco tempo fa c'erano orari, dovevano sottostare determinati orari, invece adesso vanno sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Ai noi, sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e spazi all'aperto. Di conseguenza questa è una cosa che va a penalizzare e non poco tutti coloro che hanno attori, registi e quant'altro che appunto si trovano da domani a vedersi sospesi ogni attività, quindi chiusi teatri, chiusi cinema, sia al chiuso che all'aperto, sospesi i convegni e sospese le varie riunioni, congressi, eventi, ad eccezione però quelle che si svolgono, si legge, con modalità di distanza, tutte le cerimonie pubbliche che si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti in assenza di pubblico. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, quindi consigli comunali e quant'altro, tutto quanto ormai si fa online, quindi questa è la situazione che si sta verificando in questo che dobbiamo aspettarci, ecco, in questo prossimo mese almeno. Ma io direi invece di dare, visto che si parla di situazione, contagi e quant'altro, allora vediamo un po' com'è la situazione che ci ha divulgato Azienda Zero, come sempre puntualmente alle 8 di questa mattina. Nuovi casi positivi rispetto a ieri sera sono 974. E andiamo a vedere la situazione nelle aree non critiche all'interno degli ospedali e nella terapia intensiva. C'è un totale di 21 persone nuove in area non critica, sottolineiamo bene questo, in area non critica, un totale di ricoverati positivi in area non critica di 585, nessuna variazione rispetto a ieri invece per quanto riguarda la terapia intensiva, c'è questo 0 nuove persone in terapia intensiva e restano, ricordiamolo ancora una volta, 71 al momento le persone ricoverate positive in terapia intensiva. Quindi questa è un po' la situazione, 6 nuovi decessi da ieri a oggi appunto per Covid negli ospedali nostri, quindi questa è un po' la situazione all'interno degli ospedali, dove tra l'altro c'è stato un vero e proprio, andiamo nel Trevigiano nello specifico, un vero e proprio boom di richieste di tamponi notturni, ma vediamo un po' com'è andata. Punto tamponi notturno preso d'assalto nella seconda notte d'apertura, tanto da indurre l'ULSS 2 a spostarlo dalla sede delle malattie infettive al Cafoncello all'ex Dogana. Non ci aspettavamo 300 persone, oltre 300 persone, e quindi chiaramente 300 persone che entrano in malattie infettive. Se lei ricorda, abbiamo cambiato sede di malattie infettive proprio per evitare l'intasamento delle macchine nell'area ospedaliera dove devono passare ambulanze, eccetera. Per cui abbiamo deciso di spostare queste postazioni, anche potenziandolo ovviamente, all'ex Dogana, partendo dalle 20 di sera fino alle 6 del mattino. All'ex Dogana dunque ora sarà possibile eseguire il tampone in modalità drive-in sia di giorno che di notte. Per l'accesso notturno è necessaria la ricetta dematerializzata del medico di famiglia, del pediatra o della guardia medica. Delle oltre 300 persone che si sono presentate stanotte, 12 sono risultate positive. Molte hanno scelto l'orario notturno per motivi di lavoro o perché i sintomi si sono presentati la sera. L'invito dell'ULSS è di presentarsi la notte solo se la prescrizione è stata fatta in orario tardo pomeridiano. Tanti ovviamente sono arrivati magari in condizioni di febbricola e per avere la garanzia di non avere il Covid si sono presentati. Noi speriamo che questa sera ci sia meno persone, andrò a verificare anch'io personalmente, però devo anche dire che effettivamente un punto così serve, perché poi serve a tutta la provincia. Intanto continua a crescere il numero di contagi nella Marca e di focolai, soprattutto quelli scoppiati in contesti familiari ed amicali, si diffondono a macchia d'olio, impennata nel numero dei contagiati dopo il pranzo in casa nel Solighese. Attorno al tavolo amici e parenti, ieri i positivi erano 15, oggi il numero degli infettati è salito a 30. C'è una brevissima pausa, ci troviamo subito dopo.
Rieccoci in diretta Focus TG. Andiamo subito ad Asiago, proprio in centro, nel cuore della perla dell'altopiano, abbiamo il nostro Ferdinando Garavello collegato via Skype. Ferdinando, buongiorno. Dietro di te c'è praticamente il vuoto. Buongiorno Vanessa, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Io tengo la mascherina come la tengono tutte le persone che oggi sono qui ad Asiago. C'è moltissima gente, bisogna dire la verità, ma c'è il massimo rispetto delle regole. Dietro di me vediamo se riusciamo a farvi vedere un po' la situazione, magari spostandoci verso il locale. Vedete che in realtà di gente ce n'è abbastanza, e anche ora, tra virgolette, di aperitivo anche qui in montagna. La giornata è decisamente gradevole, saranno 15 gradi, prima c'erano quasi 18 gradi nelle parti un po' più assolate dell'altopiano, adesso si sta un po' coprendo, ma la giornata è davvero bella per salire. C'è tanta gente, il corso è molto affollato, ma da qua non dava quell'idea in quel momento, per quello infatti ho detto è tutto vuoto, da qua non dava assolutamente quell'idea. In realtà ci siamo spostati in quest'angolo della piazza a fare questo collegamento proprio per essere distanti un po' dall'affollamento, dall'assembramento. In realtà problemi non ce ne sono, perché tutte le persone che sono qui oggi in altopiano le abbiamo viste con la mascherina, con la massima attenzione, negozi aperti ma con la massima attenzione, negozi aperti però con un po' di rammarico per quello che potrebbe essere la ricaduta e le ricadute qui in altopiano del nuovo DPCM. Abbiamo parlato poco fa con gli amministratori qui del comune di Asiago, non sanno cosa fare, stanno cercando di capire cosa fare anche per i mercatini, per esempio, perché devono leggere bene quello che è contenuto nel DPCM per capire se si potranno fare i mercatini sotto Natale qui ad Asiago, se è il caso di mettersi a organizzare, a far partire una macchina che comunque è impegnativa, costosa e che poi può essere magari bloccata da questa normativa o da quello che potrebbe essere un inasprimento nelle prossime settimane. Quindi c'è un po' di tensione da queste parti. Per ora si prende quello che c'è, quindi molta gente, negozi pieni, bar pieni, una giornata, dicevamo adesso, un po' coperta, ma in realtà fantastica. Un foliage che si può vedere magari se ci spostiamo verso questi alberi, che sono 4 alberelli in piazza Carni, ma in realtà il foliage vero c'è in altopiano ed è davvero spettacolare. Vale la pena di fare un salto prima che arrivi l'autunno un po' più rigido a togliere questi colori che sono magnifici. Quindi per ora l'altopiano è libero, accessibile, aperto e sicuro. Quello che succederà nei prossimi giorni non possiamo saperlo, però oggi vale la pena di fare un salto. Anche perché, certo, anche perché sappiamo benissimo tra l'altro le criticità che interessano, riguardano il territorio montano, le difficoltà che sta affrontando al di là del Covid proprio il territorio montano, quindi questa sarebbe l'ennesima ammazzata che arriva in un'area già fragile. Vanessa, ricordiamo che 2 anni fa qui proprio da queste parti si è scatenata vaia, quindi mancano 4 giorni alla data che qui ha cambiato il volto di gran parte dell'altopiano, e si stanno ancora pagando quelle che sono i danni causati da quella situazione. Lo spopolamento della montagna è endemico in tutta la montagna veneta, nella Vicentina, nella Bellunese, in tutte le terre alte di questa regione, quindi problemi storici ai quali si sommano queste situazioni, come dicevamo prima vaia, come dicevamo adesso questo coronavirus, a peggiorare ancora le cose. Il rammarico, il dolore delle persone che vivono qui è ben comprensibile a questo punto. Bene, allora io ringrazio il nostro Ferdinando Garavello, perché sono curiosa cosa fai adesso di bello ad Asiago, Ferdinando. Adesso andiamo a vederci un po' di foliage in mezzo ai boschi, usciamo da questa carica, tra virgolette, che ci può essere qui, prendiamo la macchina, facciamo poche centinaia di metri, ci immergiamo in un bosco dove sicuramente ci sarà poco o niente di rischio di assembramento, ci godiamo questa bella giornata e poi si va a studiare il DPCM in modo da essere pronti domani con i nostri servizi per approfondire e farlo capire ai nostri telespettatori. Bene, grazie allora al nostro Ferdinando Garavello. C'è un po' di invidia per quello che vedrai tra pochissimo. Grazie Ferdinando e buona continuazione. Grazie Vanessa, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Ecco, abbiamo visto quindi il nostro Ferdinando Garavello che ci ha raccontato un po' la situazione ad Asiago, la perla dell'altopiano.
tanta cautela e vedremo cosa ci aspetterà adesso col prossimo DPCM, cosa succederà soprattutto in queste zone già fragili per quella situazione in cui si stanno trovando. Situazione Covid, andiamo a Vicenza e vediamo invece all'interno degli ospedali com'è questa situazione. La parte della rianimazione è ancora messa bene. Stiamo pensando però, visto appunto i 14 posti, di attivare ulteriori unità operative. Ovviamente stiamo recuperando sia il personale infermieristico che il personale medico per fronteggiare questo aumento di posti letto di malattie infettive o comunque per pazienti che sono Covid positivi. Il Covid torna a mettere alla prova la capacità organizzativa della sanità veneta e vicentina. Lo slotto mette in moto il piano che prevede aperture di nuove sale secondo necessità e si appresta a reperire personale sanitario. Abbiamo fatto un avviso di disponibilità per i medici, che devo dire, ringrazio, insomma, sono circa 6-7 quelli medici che hanno dato la disponibilità. Il personale infermieristico, come sapete, abbiamo già chiuso una parte della geriatria. Pensiamo di chiudere una parte della lungodegenza che peraltro era già prevista dalle schede ospedaliere di Lonigo e portare il personale per attivare quest'ulteriore sezione di geriatria Covid. La situazione però al momento è ancora sotto controllo, pur preparandosi alla situazione peggiore. Rispetto alla prima ondata è un pochino più capillare, cioè la sensazione è che ci siano più focolai rispetto alla prima volta, però come ho detto molti sono asintomatici, quindi abbiamo un numero di ricoveri che è minimo però è sempre incrementale. C'è una breve pausa, ci troviamo tra qualche minuto. Rieccoci in diretta, un appello ai cittadini, a tutti i cittadini, in realtà viene lanciato dal presidente della Confartigianato della Marca Trevigiana Vendemiano Sartor, che dice: se dovessero chiudere le attività noi saremmo letteralmente messi in ginocchio. I dati ogni giorno aumenta e le misure di regole ci sono, però credo che l'efficienza vada anche misurata nei comportamenti di ciascuno. Un appello al buonsenso, alla responsabilità e al rispetto delle norme anticontagio arriva dal presidente di Confartigianato Sartor, che spiega: nelle imprese come nelle scuole c'è una profonda cultura della sicurezza con comportamenti idonei da adottare anche nella vita di tutti i giorni. Più o meno il tempo che trascorriamo al lavoro è circa un quarto delle ore della vita normale, no? E quindi credo che anche nelle altre parti dovremo stare attenti ai comportamenti. Comportamenti irresponsabili potrebbero tradursi in nuove chiusure e quindi in gravi ripercussioni a livello economico. Non possiamo correre il rischio di arrivare a una situazione sanitaria come quella che abbiamo visto in primavera scorsa, perché porterebbe sicuramente a un blocco delle attività ed è un elemento che non ci possiamo più permettere. Il presidente Sartor non vuole nemmeno pensare ad un nuovo lockdown. Non è neanche da immaginare, perché sarebbe non solo un problema sanitario forte, ma soprattutto ci sarebbe un elemento di blocco economico che non ci possiamo più permettere di avere, perché da quello non risolveremo più. Le imprese e l'amministrazione pubblica in senso generale si è indebitata per superare quello che abbiamo superato. Credo che un altro colpo non lo reggeremmo. Un altro colpo è quello che rischiano di vedersi infliggere anche tutti gli albergatori, tutto il settore appunto della ricezione. Andiamo a Venezia, zona Lido, vediamo com'è la situazione. Chiuderemo probabilmente dal 7 novembre in poi per 3 settimane, per riaprire nella prima settimana di dicembre e rimanere aperti per tutto il periodo della festività. È chiaro che questo dovrà essere in un certo senso supportato da quelle notizie internazionali che, ahimè, a oggi non sono le migliori.
Al Lido di Venezia il turismo di alto livello sembra aver sofferto di meno rispetto al centro storico, lo dice Teodoro Russo, portavoce degli imprenditori del Lido di Venezia e titolare dell'Ungaria. Il turismo a 5 Stelle tiene, ok alle chiusure, ma solo se per brevi periodi scaglionate. Quel Lido sembrava che quest'anno dovesse continuare a vivere una stagione estiva meravigliosa. Abbiamo avuto un settembre molto, molto interessante e assai promettente sembrava anche il mese di ottobre. Poi però gli ultimi accadimenti, gli ultimi fatti, non solo diciamo così italiani, direi anche internazionali, hanno modificato enormemente la situazione. E la scelta di Simone Venturini, assessore comunale al turismo, convince. Di buon auspicio c'è la nomina del nuovo assessore al turismo, l'assessore Venturini. È un giovane che ha dimostrato grandi capacità e grandi doti già nella passata legislatura. Noi contiamo molto anche che con lui si possano trovare, le condizioni, si possano creare le condizioni migliori per operare e offrire un'ospitalità al meglio. Adesso andiamo nel Padovano, vi raccontiamo una storia che arriva e che riguarda direttamente l'ospedale di Schiavonia. Vediamo assieme di che si tratta. Una giornata trascorsa in ospedale a Schiavonia per una risonanza in vista della programmazione di un intervento. Tutto doveva procedere regolarmente, ma all'uscita dal pronto soccorso la signora che vedete nella foto era vestita solo con il camice ospedaliero. Lo denuncia la figlia dell'anziana che aveva accompagnato la madre e che, come da protocolli Covid, era rimasta tutta la mattina all'esterno dall'ospedale. La risonanza è andata bene, la conferma arriva anche dal cardiologo che segue la signora, ma ecco cosa accade. Anche mia mamma dà un colpo di tosse, questo è quello che mi viene riferito da mia sorella, e viene portata immediatamente al triage, però non ci dicono per quale motivo, né se per accertamenti, per il tampone, non ci dicono niente. Viene portata al triage del pronto soccorso, mia sorella rimane fuori perché sapete benissimo che dentro non si può stare, con il telefono in mano, perché loro dicono appena abbiamo novità o qualche comunicazione da darvi facciamo un colpo di telefono. Ilenia è rimasta tutto il giorno in contatto telefonico con la sorella che era all'esterno dell'ospedale. Dopo alcune ore senza informazioni e un paio di telefonate al pronto soccorso, l'anziana mamma viene fatta uscire, sempre come previsto dai rigidi protocolli di sicurezza, da un'uscita preposta nella retro del triage. Va lì vicino con la macchina, al che vede mia mamma uscire con la carrozzina nuda, con questo camice, praticamente per me nuda, perché aveva questo camice addosso, che è quello che ti mettono normalmente prima di un intervento, e l'hanno mandata fuori così. E mia sorella ha dovuto accendere il riscaldamento della macchina, vestirla in macchina. Quando gli ha chiesto spiegazioni abbastanza alterata gli hanno risposto che non avevano tempo. Salita in macchina, l'anziana viene vestita dalla figlia che scatta la foto. Però mia mamma tremava, aveva freddo, tutta agitata, perché comunque era anche dal giorno prima che non mangiava per questa serie di esami. Ilenia è arrabbiata e chiede spiegazioni per questa vicenda. Abbiamo chiesto subito una risposta all'USL 6 Euganea che smentisce che la signora sia stata abbandonata a se stessa. Addosso aveva un kit di cortesia fornito dall'ospedale composto da pigiama idrorepellente che trattiene il caldo, spiega in una nota Roberta Volpin, direttore del pronto soccorso di Schiavonia, difendendo il personale infermieristico. Siamo disponibili ad un confronto con la signora e i suoi parenti, ferma restando la mia condanna a ingiustificati e infamanti attacchi anche a mezzo social. La mia porta è sempre aperta per qualsiasi chiarimento, conclude la dottoressa Volpin. Giorni di vendemmia, si è conclusa anche la vendemmia 2020 nel Vicentino, vediamo com'è andata. Diciamo che tutto sommato è andata bene, sebbene proprio nel momento della raccolta è iniziato il maltempo, per cui c'è sempre da riflettere sul cambiamento climatico. Comunque un'ottima produzione, un gran prodotto, sicuramente avremo un ottimo vino di conseguenza e ci auguriamo che si sblocchi questa situazione anche con l'export, principalmente perché il vino, ricordiamo, è il prodotto principe per l'export, ma soprattutto
una valorizzazione, lo ripeto ancora, del prodotto locale, per cui anche dei consumi interni. La vendemmia di quest'anno dunque è andata bene e se in Veneto si stima un aumento della produzione dell'1%, nel Vicentino invece si attende un leggero calo complessivo del 5%. Per i rossi, Cabernet colpa delle condizioni climatiche non ideali di fine settembre, stabili Merlot e Tai. Per i bianchi, in leggera diminuzione, i grappoli di Pinot Grigio e Chardonnay, stabili Pinot Bianco e Sauvignon, in aumento del 5% la produzione di Garganega. Fortunatamente le forti grandinate hanno solo lambito la nostra provincia. Per la qualità dei vini vicentini, l'annata 2020 si preannuncia di qualità più che buona. Sì, diciamo che come produzione in senso di quantità per ettaro sono state buone. Ricordiamo che comunque abbiamo un territorio dove ci sono molte DOP e di conseguenza hanno le produzioni limitate appunto per valorizzare e fare un prodotto ancora migliore. Diciamo che tutto sommato è stata un'annata fino al 14 di agosto, diciamo buona, se non dire molto, molto buona. Purtroppo in alcune aree abbiamo avuto gli eventi atmosferici che hanno danneggiato, però tutto sommato eravamo in fase di raccolta e abbiamo velocizzato la raccolta. Olimpiadi della cultura e del talento, sono attese le semifinali per il nord Italia a Montebelluna. L'appuntamento, incrociamo le dita, dovrebbe essere il 9 aprile 2021, intanto sono attesi migliaia di ragazzi. L'appuntamento da segnare sul calendario è per il 9 aprile 2021, quando Montebelluna ospiterà gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che parteciperanno alla 12ª edizione delle Olimpiadi della cultura e del talento. Il comune trevigiano ospiterà le semifinali per la macro area del nord. È un'Olimpiade e vedrà coinvolti le scuole del territorio e tantissimi ragazzi, si parla di 3.000 ragazzi in una giornata a Montebelluna. Il concorso nella prima fase vedrà in sfida squadre dello stesso istituto impegnate nel risolvere quesiti di musica, informatica, cultura generale, sport. Da questa prova scaturirà una graduatoria per arrivare allo step successivo, quello della semifinale, ospitata appunto a Montebelluna. I ragazzi saranno impegnati in diverse prove. Alla fine da ogni macro area territoriale usciranno le 50 squadre che dal 13 al 16 maggio affronteranno la finale. A prescindere dalla vittoria è uno strumento di crescita che va oltre, diciamo, quella che è la scuola all'interno dell'edificio scolastico in sé. Permette di fare esperienze sia di conoscenza che di praticità. Quando al comune di Montebelluna è arrivata la proposta di ospitare le semifinali, sindaco e giunta non hanno avuto dubbi nell'accettare. È importante che anche i giovani di Montebelluna si possano confrontare con i loro colleghi provenienti dal resto della penisola. Si cresce attraverso il confronto. Un confronto necessario che diventa soprattutto tra i più giovani, una gran bella iniziativa, speriamo davvero che riescano a portarla a termine, quindi a vivere questa grande esperienza i ragazzi, tantissimi ragazzi che sono attesi a queste semifinali a Montebelluna. Io intanto vi ringrazio per averci seguito, l'appuntamento come sempre è questa sera con i nostri telegiornali, vi auguro un buon pomeriggio, arrivederci.